stava progettando di far saltare in aria un centro commerciale in provincia di Verona, in nome dei principi del fondamentalismo islamico ai quali aveva giurato fedeltà. Per questo domenica, non appena è sceso dal volo da Tirana con i genitori, è stato fermato all'aeroporto Canova di Treviso dalle squadre speciali della Polizia di Stato che da tempo lo stavano monitorando. Si tratta di un 22enne albanese senza alcun precedente penale che vive nei dintorni della capitale del paese delle Aquile, ufficialmente venuto in Italia per raggiungere dei parenti in provincia di Pordenone per un periodo di vacanza. In realtà solo un tassello del piano che stava elaborando da tempo, fatto di un conto corrente dedicato utilizzato anche per raccogliere fondi, di social network attivi solo per la galassia estremista e di tante ricerche sia sulla possibilità di aderire all'ISIS che per fabbricare un ordigno esplosivo utilizzando materiale chimico normalmente in commercio per altri scopi. Ed è sulle sue navigazioni digitali che si è acceso l'interesse della rete della Polizia di Stato dedicata all'antiterrorismo. A far scattare il provvedimento di fermo la conferma che il giovane aveva già acquistato, grazie a dei versamenti fatti da alcuni coetanei ora sotto indagine, alcuni elementi per la preparazione della bomba all'apparenza innocui e che sarebbero già stati consegnati ai parenti friulani all'oscuro sia della sua radicalizzazione che dei progetti terroristici. Il 22enne, interrogato dalla Digos e dal nucleo immigrazione e antiterrorismo della Polizia di Stato, avrebbe minimizzato ogni cosa, ma questo non ha impedito la sua espulsione il giorno dopo con un provvedimento firmato dallo stesso ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che avrebbe anche attivato un canale dedicato al caso direttamente con il governo di Tirana. Plauso a tutti i livelli per la brillante e discreta operazione di polizia, a partire dal presidente della regione Alberto Stefani, che ha sottolineato come i percorsi di radicalizzazione si stiano diffondendo costantemente nel mondo digitale dove i giovani sono i più esposti. Ancora più decisa la presa di posizione dell'eurodeputato leghista ed ex sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint. L'Occidente è sotto attacco, lo dico da tanti anni, e la radicalizzazione già in Italia, in Europa, si sviluppa purtroppo nelle moschee irregolari, sui social e adesso anche con arrivi mirati, come quello di Treviso. E per questo diventa sempre più importante, la Lega lo dice da anni, il controllo delle frontiere, il controllo dei confini. Concetto su cui concorda il sindaco di Treviso Mario Conte, anche in relazione a quanto sta accadendo ai confini spagnoli. Quindi Schengen dovrebbe rimanere ancora per un po'. No, sono tutte situazioni che vanno monitorate con grande attenzione senza creare allarmismi, però è altrettanto vero che queste persone si spostano da un paese all'altro anche attraverso situazioni come quelle che abbiamo visto nelle scorse settimane in Spagna. Quindi dobbiamo alzare il livello di attenzione, tutti gli snodi di passaggio, che siano aeroporti, stazioni, ma ancora di più anche i centri di accoglienza, tutte le persone che arrivano nel nostro paese devono essere monitorate in modo molto attento, professionale, come stanno facendo le nostre forze dell'ordine. La difesa del territorio e la protezione delle nostre comunità deve essere prioritaria.